Negli ultimi anni il Comune di Venezia è stato travolto da una vera ondata digitale, volontà precisa di questa amministrazione. Da qualche mese abbiamo aggiunto un ulteriore tassello attivando nelle anagrafi della terraferma una serie di punti di formazione digitale. Vista anche l'accoglienza favorevole da parte della cittadinanza, replichiamo l'esperienza nell'anagrafe del centro storico di Venezia. Si aggiunge ai 6 presenti nel Comune di Venezia il nuovo punto di facilitazione digitale, un progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio regionale, è nata per potenziare le competenze e l'inclusione della cittadinanza. Operatori selezionati che assistono e formano gli utenti all'utilizzo degli strumenti digitali forniti dal Comune di Venezia. Cosa sarà possibile fare nel concreto in queste postazioni con il facilitatore? Beh, moltissime cose, per esempio attivare la carta di identità elettronica, accedere e capire come funziona il meccanismo del portale Dime, scaricare dei certificati online, fare delle autocertificazioni, piuttosto che cambiare residenza, attivare una casella PEC, registrare il domicilio digitale. L'assessore ha sottolineato la rilevanza del progetto, semplificazione, velocità ed efficienza dei servizi, lente a disposizione del cittadino, accompagnandolo in un percorso di formazione digitale. Annunciata anche l'apertura di un nuovo punto di facilitazione digitale a Chirignago. L'idea è che il digitale sia un aiuto sia per i lavoratori, ma anche e soprattutto per i cittadini.